Lo definiscono il club più esclusivo della Terra. Ogni anno si riunisce in un albergo o un resort, si chiudono dentro per 4 giorni di incontri, di assemblee, assolutamente tutto segretato, non trapela nulla e sembra che possano decidere o che decidano quelle che sono le sorti del mondo. È il club Bilderberg in questi giorni, riunito in Austria, a Innsbruck, a pochi chilometri da dove pochi giorni fa si è concluso il G7, e noi di questo parliamo perché il gruppo Bilderberg, tra l'altro, ha anche nel menù di questa riunione il trattato di libero scambio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, il cosiddetto TTIP. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, dopo la sigla. Allora, una buona serata a tutti i nostri telespettatori e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Ormai sono mesi che parliamo e discutiamo degli sbarchi degli immigrati, di dove sistemiamo i profughi. In questi giorni, intanto che si litiga e si discute sull'immigrazione, c'è qualcuno probabilmente che sta decidendo delle cose ancora più importanti, ed è appunto il gruppo Bilderberg. Su questo gruppo si è detto molto, c'è chi parla dell'ipotesi complottista, chi invece dice semplicemente sono i potenti della terra, le persone influenti, le multinazionali che si incontrano per decidere come poter facilitare i rapporti, ad esempio commerciali, anche tra gli Stati Uniti e l'Europa. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, anche perché c'è proprio sul piatto della bilancia, come dicevo prima, nel menù di questi incontri segreti, chiamiamoli così, top secret, all'interno di questo albergo in Austria, c'è il trattato di libero scambio appunto tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, un trattato che preoccupa non poco, soprattutto proprio per il fatto che poco ancora si conosce di questo trattato. Ma io vi presento gli ospiti adesso con i quali affronteremo stasera questi temi. Inizio dalla mia sinistra, Giorgio Burlini del Movimento 5 Stelle. Buonasera Burlini, grazie di essere qua. Al suo fianco Davide Donofrio, direttore di Apindustria Padova, è corretto? Buonasera. Buonasera Donofrio. Al suo fianco Giuliana Beltrame, l'altra Europa con Tsipras. Buonasera signora Beltrame. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Giuliano Marchesin, direttore di Unicarve. Esatto, corretto, buonasera a tutti. Perfetto. E stiamo in attesa dell'arrivo di Nicola Ramundo, economista di SOS Economia Italia, che dovrebbe arrivare a breve. Allora, io dicevo parlavo di questo club esclusivo, è uno forse dei club più discussi, sicuramente. C'è chi parla, appunto, avanza l'ipotesi di un gruppo di complottisti che siano in grado di, come dire, decidere le sorti di un paese, dell'economia, non solo del paese, ma proprio del commercio globale, dei rapporti a livello globale. Allora io inizierei dando la parola a Giorgio Burlini per capire qual è la sua idea su quello che è questa realtà del gruppo Bilderberg. Due cose colpiscono del gruppo Bilderberg. Uno è che è stato fondato nel 1954 sostanzialmente da europei e americani, e dopo tutti questi anni continuano a partecipare europei e americani. E questo secondo me significa che sì, è sicuramente un gruppo molto potente quello che partecipa al Bilderberg, però da solo adesso non è in grado di cambiare l'economia mondiale, perché dovrebbero esserci anche i cinesi a buon titolo lì dentro. Quindi il fatto che manchino i cinesi dice secondo me che un pezzo importante del potere non è dentro quelle stanze, e soprattutto del potere futuro, cioè del potere che sta entrando a pieno titolo nell'economia mondiale a grande livello.
Un'altra cosa che mi ha colpito molto è che la segretezza del gruppo Bilderberg probabilmente nasce per dei motivi particolari 60 anni fa, quando i rapporti tra le persone erano molto diversi. Però adesso, in un periodo in cui l'Occidente ha fatto della trasparenza, della comunicazione veloce il suo cavallo di battaglia, pensiamo ai social network, cioè pensiamo al tipo di vita che noi facciamo, questa segretezza sembra fuori luogo, no? Cioè, abbiamo fatto della trasparenza il cavallo di battaglia di tutto un blocco, diciamo, che si propone al mondo in questo modo, e poi persone potenti che invece si chiudono dentro delle stanze. Sembra completamente sfasato con la realtà che Certo, certo. Beh, è una formula che comunque è rimasta costante nel tempo, e questo appunto ne ha creato appunto poi anche questo filone di pensiero appunto del complotto. Ogni anno poi, come sempre, ci sono le proteste, sono tanti i manifestanti appunto che raggiungono il luogo fino a dove riescono ad arrivare. Tra l'altro dovremmo avere anche delle immagini proprio dell'albergo dove viene ospitato in questi giorni questa riunione del gruppo Bilderberg. Dopo vedremo anche le immagini anche di un arresto. Insomma, adesso senta invece Donofrio, questo gruppo Bilderberg, allora manca la Cina, sicuramente un tassello importante, ma forse è proprio come dire, uno schieramento che potrebbe tra virgolette muoversi in contrapposizione ai cinesi. Beh, allora, è un incontro che ha origini ben lontane, e penso che discutere su della teoria del complotto, del signoraggio ancora lascerebbe il tempo che trova. Faccio una riflessione. La riflessione è che in questo momento, in questo particolare periodo storico, dove grandissima banalità, viviamo in un sistema perfettamente integrato, e più passa il tempo, più il mondo diventa piccolo, e le relazioni i confini nazionali, così come i governi nazionali, vanno via via perdendo il loro significato, o vanno a costruirne uno nuovo. Sicuramente, al di là delle questioni di condominio, oggi le regole del gioco bisogna leggerle in una chiave sicuramente più ampia, e questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che noi nella storia del mondo siamo riusciti a fare 1 miliardo di abitanti, e gli altri 6 li abbiamo fatti in poco più di 100 anni, quindi siamo alle prese con una crescita demografica che fa sì che solo alcuni ne possono trarre beneficio, e solo pochi riescano a gestirne le criticità e le opportunità. Questo cosa crea? Crea oggettivamente una polarizzazione, ovvero una crescita demografica esponenziale come quella attuale va a beneficio della piccola azienda del nord-est. Verosimilmente la piccola azienda del nord-est ne viene più schiacciata da questi fenomeni, va a beneficio di grandi gruppi che hanno nei prossimi 20 anni 1 miliardo in più di persone a cui vendere Coca-Cola, piuttosto che 1 miliardo in più di utenti per i propri social network. Questo è un trend che occorre vedere e tenere davanti al naso sempre e comunque, perché fa sì che chi è in grado di cogliere le opportunità del mercato di oggi è destinato anche a determinarne, nel bene e nel male, piaccia o non piaccia, le regole del gioco. È evidente che occorre riconsiderare in una chiave molto molto ampia, ci mancherebbe, i ruoli e le posizioni degli stati che in questi incontri, a questi livelli, perdono totalmente un ruolo, un significato, e capire come i grandi attori, i big player, che poi rivediamo, perlomeno per quello che riguarda i nomi occidentali, all'interno di questi gruppi, poi si vanno a confrontare con le istituzioni, con i governi nazionali, che poi vanno a delineare il destino, il futuro dei cittadini e delle imprese. E un ultimo passaggio su questo: attenzione che il rapporto non è semplicemente aleatorio, o comunque non è da ricondurre a teorie complottiste, perché vediamo in un paese che storicamente anticipa l'Europa di una decina d'anni come gli Stati Uniti, questo momento post-ideologico dove destra e sinistra hanno perso totalmente i contenuti, le campagne elettorali diventano a questo punto una guerra di comunicazione. Una guerra di comunicazione che costa,
i costi, siccome tra i punti all'ordine del giorno della riunione Bilderberg troviamo elezioni americane, la campagna elettorale va a un gioco che si misura in miliardi di dollari e di volta in volta va a raddoppio. Si parla di 10 miliardi di dollari per parte tra repubblicani e democratici per le prossime elezioni americane. E chi paga? Pagano le corporazioni, i gruppi di interesse in maniera più altisonante, il lobbismo internazionale che ha interessi da difendere che travalicano i confini nazionali. Certo. Professor Casen, quanto influenzano questi signori? Questi signori hanno sempre influenzato le vicende degli stati, dove ci sono ovviamente degli interessi importanti. Sia confluito in questa sorta di club, come si chiama, ma esistevano anche prima, erano organizzati in maniera diversa e diciamo sono i personaggi che hanno confluito poi nel secondo conflitto mondiale, e finito il secondo conflitto mondiale ci si è resi conto che la guerra non paga più, cioè l'economia di guerra non serve più. Non serve più perché un conflitto mondiale significa rompere tutto e ripartire, come diceva Einstein, con la clava. E dice il terzo conflitto non so come sarà, ma il quarto si farà la guerra con la clava. Allora si è capito che per far soldi l'economia di guerra non funziona. Non funzionava neanche prima, ma i nostri predecessori non l'avevano mai capito. E un po' alla volta si sono resi conto che bisogna fare guerre di scacchiere, quelle rendono, perché creano situazioni di instabilità su cui poi posso montare qualsiasi cosa. E devo creare poi il nemico e il nemico del nemico, che poi non è un segreto, è il segreto di Pulcinella, perché è sempre stata la tattica dell'impero romano, quello di divide et impera, cioè di alimentare un gruppo rispetto all'altro, ma non all'interno dell'impero, fuori dell'impero. Cioè vuol dire che le popolazioni barbariche che stavano al confine dell'impero venivano agevolate, finanziate o impoverite a seconda della necessità e creavano i conflitti marginali dell'impero. La stessa cosa avviene oggi. E queste persone, naturalmente, se noi pensiamo che il presidente di uno Stato possa comandare, come abbiamo l'illusione di fare, credo che ormai sia superato. La politica, la figura politica ormai è superata. L'ultima grande figura, le ultime due grandi figure politiche che effettivamente hanno dato sfogo a un certo tipo di capacità di gestire le cose del mondo sono state Churchill e Roosevelt. Roosevelt sicuramente è stato uno dei presidenti più potenti al mondo e assieme a Churchill sono riusciti a creare la seconda guerra mondiale, gestirla senza farla e poi successivamente creare una guerra fredda dove il vincitore, che era sostanzialmente l'Unione Sovietica, è implosa per propria incapacità di gestire e di capire che cos'era effettivamente l'economia. Nell'immaginario si pensava che tutti siamo uguali e quindi la distribuzione delle ricchezze era una cosa fondamentale e invece il capitalismo ha sconfitto, ha stabilito che le cose non stavano così, ma peraltro ce ne gioviamo tuttora, perché se abbiamo persone che vengono a fare quel lavoro che ormai gli italiani oggi non vogliono fare e vengono dai paesi dell'est, sono quei paesi che 20 anni fa c'era il comunismo e che oggi stanno male più di prima, perché se voi andate in Romania a fare intervista a chiunque avesse vissuto il periodo comunista e quello successivo, vi garantiscono che stavano meglio prima. No, e quindi perché? Perché a un certo livello la gente sta bene in Romania in questo momento, sotto un certo livello è un disastro. In questo momento sono inquisiti, non in fase inquisiti, ma sono già accusati 140 parlamentari rumeni. Questo vi dà l'idea di cosa vuol dire la Romania, che è uscita dal mondo del comunismo, è entrata nel mondo europeo e si è creata una situazione che è diventata pressoché ingestibile. Questo è lo stato
così a sprazzi lo stato del mondo. Questa associazione, questo club, riunisce questi grandi personaggi, anche se mi rimane un dubbio, perché in questo club è abilissimo quello di lanciare il sasso e nascondere la mano, cioè fanno questa riunione da qualche parte che rappresenta ufficialmente un certo tipo di, di problematiche, ma in realtà le vere decisioni si tengono in altro posto. Giuliana Beltrame, allora questa esasperazione della globalizzazione, no? Perché poi alla fine è questo che è quello che si sta prospettando, no? È una globalizzazione ancora più esasperata, questa perdita di sovranità nazionale, che conseguenze può avere? Voi tra l'altro vi state battendo, adesso parleremo poi di quelli che sono i trattati, sia per il TTIP ma anche il TISA, ci sono varie cose in ballo, no? Che aprirebbero le frontiere togliendo di fatto poi il potere agli stati, no? Ma è un percorso che è già stato intrapreso da un bel po' di tempo. Se noi pensiamo che il WTO, il World Trade Organization, è dell'82 e dal 2001 ne fa parte anche la Cina, parliamo di un'organizzazione che ad esempio dice, faccio un esempio sulle politiche di energie verdi, energie rinnovabili dello Stato dell'Ontario in Canada, che aveva deciso di investire molti soldi proprio per liberarsi entro il 2014 dalla dipendenza del petrolio e avviare una serie di operazioni che avrebbero portato a contenere il riscaldamento del clima, perché poi di questo vorrei accennare brevemente rispetto al percorso che stanno facendo i grandi trattati internazionali. Bene, lo Stato dell'Ontario è stato denunciato da Giappone e Unione Europea perché le sue scelte, che prevedevano ad esempio che una parte della manodopera e degli impianti, delle materie prime o comunque delle infrastrutture dovevano provenire direttamente dallo Stato dell'Ontario, non essere importate, quindi rilanciando anche l'industria manifatturiera che stava in difficoltà. Bene, sono stati denunciati, il forum legale del WTO ha dato ragione a Europa e Stati Uniti perché era una pratica di concorrenza sleale, diciamo, da parte dello Stato dell'Ontario, tutelare la propria realtà. Parliamo di una quindicina d'anni fa circa. Certo. Allora, questo tipo di operazioni stanno distruggendo a vantaggio di pochi. Il club Bilderberg è quello che si fa vedere, diciamo. Quindi concorda con quello che diceva il professor Casen prima, forse è la riunione di facciata, poi le decisioni le prendiamo da altre parti. Appunto, perché lì certo non si decide, però fa anche vedere chi è che comanda. Che c'è. Tutto sommato, perché poi se si scorrono i nomi dei partecipanti a queste riunioni, ricordiamo che oltre al Bilderberg, che nasce nel 1954, c'è la Trilaterale che è del 1975, che è un altro gruppo privato che vede insieme rappresentanti nordamericani, europei e asiatici. Quindi altro gruppo di cui non si parla, che non fa le riunioni ufficiali, per cui le persone... però che lavora, lavora molto. Allora, io credo che noi dovremmo avere ben chiaro che cosa ci sta succedendo e che cosa ci succederà se viene approvato il TTIP, cioè il Trattato Transatlantico, perché credo che non solo
non teniamo conto nell'affrontare i nostri problemi di queste scelte globali che vengono fatte. E che poi ci vengono rovesciate addosso. Poi ci vengono rovesciate addosso mentre noi stiamo occupandoci di cose importantissime, ma assolutamente è quello che dicevo in limitate. apertura, no? Però il problema grosso è che quello che ci troviamo sulla testa è questo famoso aumento di 2 gradi Celsius della temperatura che sta andando verso i 4 gradi e che il 97% dei climatologi ci sta dicendo che provocheranno dei disastri totali nel giro di 50 anni. Certo, beh, ma questo magari allora lo affrontiamo. dico, forse questo tipo di scelte di globalizzazione o noi riusciamo a leggerle come in assoluto contrasto con gli interessi collettivi dell'umanità, non del gruppo Bilderberg piuttosto che di un altro gruppo. Ma ormai, Beltrame, abbiamo capito che invece quello che prevale a livello globale è proprio quello dell'interesse, poi alla fine abbiamo visto, ma forse dove ci sono sarebbe gli interessi, il caso dove ci sono di farsi sentire. Certo, certamente. Ma volevo fare intervenire Giuliano Marchesin perché allora Marchesin, parliamo un pochino, ecco, adesso abbiamo sentito, no? Stiamo parlando di queste scelte che arrivano, ci vengono rovesciate addosso. Per voi che siete produttori, ad esempio, dopo parleremo magari più avanti nella trasmissione anche di quello che prevede un pochino, o quello che si cerca che è trapelato, quello che potrebbe prevedere questo trattato di libero scambio. Però cioè, per il produttore, tra virgolette, che poi diventa piccolo nell'ambito di uno scenario globale. Cosa vuol dire anche questa perdita di sovranità nazionale? Già l'Europa di fatto, che ne so, per gli agricoltori è un'Europa che ci dice quanto deve essere grande il cetriolo, no? O il chicco di riso. O il chicco di riso, no? Sì. Cioè è un problema non da poco per voi. Ma, allora, diciamo che le politiche che sta facendo l'Unione Europea dipendono dalle persone che la popolano, cioè quindi da coloro i quali sono i responsabili della politica. Tra l'altro, parlando anche di Bilderberg, potrebbe anche preoccupare poco il fatto che ci sia un sodalizio del genere, dove ci sono dei nomi altosonanti che partecipano per discutere delle sorti del mondo, quando noi sappiamo che a livello europeo da tempo esiste il trilogo, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio. Quindi abbiamo dei livelli di discussione che sono importanti, dove che prima venga presa una decisione c'è la partecipazione da parte dei parlamentari, dei consiglieri, ma anche degli Stati che governano l'Europa. Quello che ci preoccupa è una mancanza di politica di carattere generale, perché ogni paese fa la sua, non c'è un coordinamento e i regolamenti nel 90% dei casi, forse anche più, vengono stesi da tecnici, quindi da burocrati. La politica interviene dopo, interviene male normalmente quando un regolamento viene scritto è difficile anche cambiarlo, ci vuole tempo, ci vogliono anni. E noi ci preoccupa il livello qualitativo delle persone che decidono, soprattutto coloro i quali sono stati chiamati a gestire il cosiddetto trattato transatlantico, il TTIP, che potrebbe regolare le sorti non solo dell'economia ma anche della salute e la sicurezza dei cittadini, dello sviluppo dell'agricoltura europea naturalmente, non solo quella italiana. E allora noi contiamo molto sul fatto che i social ne stanno discutendo, perché fino a un anno fa circa la cosa era segreta, cioè addirittura l'Unione Europea aveva segretato i documenti che non trapelavano di discussione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Ma gli Stati Uniti d'America hanno messo in campo una task force di circa 600 lobbisti. L'Unione Europea ha messo in campo una task force, tra virgolette, di politici che intervistati non sapevano neanche da che parte girarsi con diciamo, le regole che il TTIP vorrebbe imporre nei trattati di libero scambio. E leggendo le prime c'è da rabbrividire.
ad esempio per il settore agricolo il non riconoscimento delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche protette eccetera è drammatico, perché significa non riconoscere delle regole che l'Unione Europea si è data per distinguere dei prodotti che seguono dei disciplinari di produzione. Ma lo stesso dicasi anche per la sicurezza alimentare. Ora, da una parte c'è la qualità e dall'altra c'è la sicurezza alimentare. Io ricordo che nel 2011 abbiamo iniziato una battaglia contro l'Unione Europea perché voleva abolire l'etichettatura facoltativa delle carni bovine. Lì si è stabilito un gruppo d'alto livello, il gruppo d'alto livello ha deciso che costava troppo fare l'etichettatura delle carni bovine, noi abbiamo detto che era facoltativa, che chi voleva la faceva, chi non voleva faceva meno, e alla fine il gruppo ha stabilito che costava 360.000 euro all'Unione Europea fare questo, vuol dire 3 Audi della Commissione in più o in meno da acquistare per tenere in piedi un sistema che dà fastidio all'industria dell'anonimato. Oggi più anonimi sono i cibi che girano e più facile è piazzarli e naturalmente dargli un valore con un marchio industriale e quindi non comunicare al consumatore ciò che poi va a consumare. E questo è un dramma perché prima ancora diciamo così, dei rapporti tra paesi a livello di economia e quindi di libero scambio, stiamo parlando di Unione Europea e di Stati Uniti d'America, ci vanno di mezzo milioni di consumatori. Noi abbiamo 500 milioni di consumatori in Europa che non possono sapere nel tortellino l'origine della carne, nonostante che ci sia stato recentemente da parte della Commissione e del Parlamento il voto su una risoluzione che dice che impegna quindi del Parlamento, che impegna la Commissione a riportare l'origine delle carni nei preparati. Allora, io ho letto attentamente il documento e c'erano gli schieramenti che dicevano ma diciamo che è origine EU, origine europea, ma potrò sapere se arriva dalla Bulgaria, dalla Romania, dall'Italia, da Malta, da qualche altra parte? Ecco, questo è il paradosso, cioè non si vogliono dare informazioni ai consumatori. Allora, mi spaventa poco Bilderberg perché i social stanno lavorando bene e per fortuna che ce li abbiamo, perché prima un certo tipo di stampa teneva bloccate anche le informazioni. Adesso abbiamo la possibilità di conoscere in tempo reale ciò che sta succedendo. L'importante è che agiscano sempre con la logica del buon padre di famiglia. Certo, e poi bisogna capire anche che cosa decidono e che cosa si dicono. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma rientriamo subito, tra poco.